Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel diario e nel canale YouTube del Marietto Veneziano. E prima di iniziare vi chiedo che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda e anche al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che oggi alle 16 sul canale del Marietto Veneziano ci sarà le live con il pendolino e le sibille. Ci sarà come ospite eccezionale praticamente la nostra Hildegarda. E quindi se volete fare domande su particolari potete farle tranquillamente oggi alle 16 scusate, in modo gratuito. Alle 16 sul canale del Marietto Veneziano abbiamo le live pendolino e sibille. Ma oggi di cosa parliamo? Prima di tutto vi parlo dell'operazione nostalgia che domani farò in moto. Farò San Bernardino, Julier Pass, poi andrò su allo Stelvio, scenderò a Stelvio, andrò a Merano, Bolzano, Trento e poi Verona e arriverò a Venezia, dormirò a Venezia e faremo una special live da Piazza San Marco con Hildegarda in diretta. Non so se lo faremo alla sera o anche la mattina, quindi se volete collegarvi per questa special live domani nel diario del Marietto Veneziano ci troverete sia a Piazza San Marco a Venezia che con la Hildegarda per i nati il giorno di domani e ci saranno anche i nati il giorno di oggi, perché faremo una, come si suol dire, una unione. Ciao Cristina, ciao Casa dei Luca, ciao Giulia, grazie di esserti uniti nel diario del Marietto Veneziano. Oggi spiegherò anche perché porto la mascherina. La mascherina, chiaramente voi ormai lo sapete meglio di me, che effettivamente i virus non li ferma per 3 ore, poi dopo fra quello che si respira dentro e fra quello che praticamente ha mangiato e rigurgita fuori, praticamente è più un danno. Dopo 3 ore non ossigena più il cervello, ora lenta l'ossigenazione del cervello, meglio di metterla giù così, e quindi di conseguenza diventa più nociva di qua. Però perché la porto? Oggi vi voglio raccontare una storia a fantasia, perché sapete che il vostro... Ciao Sara, grazie. Ciao Tina, grazie di esserti unita nel diario Marietto Veneziano. Vi voglio raccontare una storia che mi è successa tra il 2000 e il 2001. Ai tempi il vostro Marietto, come al solito, insegnava informatica e insegnava in una classe di disoccupati, per i disoccupati, no? A un certo punto era successa una cosa particolare. Era una bella classe di 15-16 persone, più o meno. C'era il telefono praticamente, sapete, quelli d'ufficio, vicino al mio computer, e chiaramente erano classi eterogenee di persone adulte. E cosa era successo? Era successo che una ragazza che era disoccupata ma aveva sempre lavorato negli uffici, un giorno, mentre facevamo la lezione, dice: il Carlo dice che offre, il nome è fantasia Carlo, il Carlo dice che offre 1.300.000 euro, io adesso trasformo, però erano franchi, però al cambio per il tuo curriculum vitae. L'ha detto tutta la classe, no? Che erano tutti disoccupati. Che io la guardo e ho capito il messaggio. Lei stava dicendo che questo signore, che ai tempi era un cacciatore di teste per le banche, praticamente quando una multinazionale aveva bisogno di un manager, top manager, andava da questo ricercatore di teste, che tra l'altro era dentro logge massoniche e tutto quanto si poteva, no? E diciamo che nella città era col dottore Franz e il farmacista Genio, diciamo che erano dei pezzi da 90. Allora il vostro Marietto guarda questa studentessa, questa corsista, la guarda, grazie Sara per l'operazione nostalgia. Allora guarda questa corsista e gli dice: senti, perché aveva capito il messaggio, no? Senti, gli mando giù 40 curriculum vitae del Marietto e risolviamo la fame del mondo. Al che cosa succede? Questa sbianca, dopo un po' sento il telefono suonare, sento la segretaria del Carletto
che mi chiede perdono, mi chiede scusa e mi chiede che, come si suol dire, c'è stato un errore, la ragazza non aveva capito bene. Allora io ho capito due cose. Prima cosa, che ci stavano ascoltando, in quella classe c'erano dei civici, e la seconda cosa, avevo capito che quello lì non sarebbe arrivato alla pensione. Allora, finita la telefonata, ho detto va bene, perdono. Finita la telefonata, abbasso il telefono, guardo i miei studenti e dico: il Carletto secondo me non arriva alla pensione. Passano gli anni, apro il giornale, sempre a penultima pagina, perché sapete che il Marietto ogni tanto sbircia dentro, e ti vedo il Carletto là impacchettato. E mi veniva in mente quella scena in quella classe in cui una studentessa si era alzata a dire che per il mio curriculum vita offrivano 1.300.000 euro. Allora, la mascherina perché serve? Guardate qua. Avete visto? Il Marietto vi porta anche dove ci sono le bestie, cioè i cavalli. Quindi capite che molte volte ci sono persone che magari si fanno ingolosire e vedono male la cosa. E purtroppo pensano anche male. Guardate un po' il cavallino. Voilà. Quindi, cari miei, la mascherina ci vuole perché evito che si riempiano le buche, perché poi magari qualcuno parte, prende la macchina, fa la curva sbagliata e si ferma. Quindi non andate a cercare il Marietto quando state belli tranquilli a casa con i vostri spiccioli. No, questo è un avvertimento, perché mi ricordo questo cacciatore di teste che non aveva ben capito da dove sorge il sole. Poi ripartiamo dalla operazione nostalgia di domani, che praticamente sono dei viaggi che ho già fatto 3 anni fa, praticamente 2 anni fa. Farò questo Stelvio, che è un must per tutti quelli che guidano la moto, farò gli underpass, e poi ritorno, andrò di nuovo a Vipiteno, ritornerò giù Bolzano, tirerò su di nuovo a Passo dello Stelvio e quindi farò gli underpass, San Bernardino e poi Bellinzona e Lugano e via. Quindi questi sono i progetti per domani e lunedì, in cui ci vedrete il The Garda Marietto Veneziano, io in piazza San Marco se riesco, e praticamente il The Garda nella sua postazione. Vi ricordo che oggi alle 16 ci sono le domande gratis. Poi un'altra cosa, molti mi hanno chiesto, ieri ho parlato del ciondolino di protezione. Allora, il ciondolino che il vostro Marietto ha già fatto anche dei video che ne parlano, è praticamente un artefatto fatto con i disegni, la struttura dell'albero sefirotico, ma dentro lì ci sono delle programmazioni di base, più o meno sono 7 di base, in più costa 150 euro, in più chi ne vuole altre costa 10 euro in più. Se ve lo rubano, il vostro Marietto ha fatto in modo che quelle programmazioni restano incollate al vostro corpo eterico astrale. Quindi in teoria, dal momento che uno lo acquista, quelle protezioni, anche se ve lo dovessero rubare, restano collegate al vostro campo eterico e quindi non avete nessun tipo di problema, no? Diciamo che il ciondolo in sé ha la funzione sì di essere un emettitore, ma non è il solo emettitore che fa parte di questo programma. Quindi il ciondolo costa 150 euro perché ho avuto persone che erano incuriosite. Vi voglio ricordare che sempre nel passato, sempre in quella classe lì nel 2000, una studentessa mi ha fatto vedere un ciondolo tipo quello, lo vendevano a 650 euro. Quindi il valore c'è tutto, e ci sono anche gli elementali che il vostro Marietto mette dentro, proprio perché poi tutti quelli che l'hanno acquistato stanno creando una rete di protezione per se stessi. Questo, ciao Anna Maria, grazie di esserti unita nel genere Marietto. Questo per dirvi del valore intrinseco che ha questo ciondolo, oltre al fatto di avere una forma geometrica che è importantissima e rappresenta l'albero sefirotico, e già questo è qualcosa di fantastico per chi capisce la Cabala e per chi capisce il valore dell'oggetto, dell'artefatto, no? Questo è per mettere il punto sul valore, cosa costa il ciondolo.
Poi è chiaro che ogni, come si suol dire, programmazione può essere fatto anche a distanza, ma va dentro il ciondolo e nella persona. Il vostro marietto, queste protezioni, queste vibrazioni, queste programmazioni le ha messe in un posto dove come minimo resisteranno 2500 anni, in realtà poi sono 6000, ma questo è un discorso che è solo marietto, no? Quindi in teoria voi, quando avete questo ciondolo qui, siete collegati a queste energie, a queste vibrazioni, e in qualsiasi parte del mondo che siete per 2500 anni, ma penso che più di 60 anni non avete, 80 anni non avete questi problemi, però in teoria funziona anche dopo. Detto questo, riprendo il discorso della mascherina. Quindi se mi vedete con la mascherina non statemi lì a stressare perché la porto, perché il vostro marietto, se fa qualcosa, ha 60 anni di esperienza sulle spalle, ne ha visti di eroi, supereroi, ficcanaso che poi vanno in buca. Lasciate stare, pensate ai fatti vostri. Se non volete vedere la mascherina, andate al supermercato e vi guardate quegli altri con la mascherina, ma non venite a dire a marietto, perché di gente che voleva comprare il mio curriculum vita nel campetto pieno, di quella gente lì che pensava di arrivare, sapete, arrivano tutti incendiari e poi vanno via come pompieri. Ciao Maria, ciao Sara. Brava Sara, hai ragione, è una potenza quel ciondolo lì, anche perché io da piccolino, quando dicevo che avrei dato quel ciondolo lì, quel disegno lì, i lim mi hanno proprio massacrato, perché i lim sono allergici in un modo bestiale a quel ciondolo lì, a quella raffigurazione grafica, e quindi un perché ci sarà se loro hanno proprio paura di quel ciondolo lì. Quindi chi ha quel ciondolo lì non è una persona, tra virgolette, normale, è una persona che vede più in là degli altri. Non perché lo fa il marietto, ma il marietto, per poterlo avere da piccolino, a 7-8 anni, l'hanno maciullato. Mi hanno fatto pastene e tritacarne, poi per fortuna c'era il capitano degli alpini che mi ha ritirato indietro. Poi un'altra cosa, qualcuno mi ha chiesto se non ci sono altri capitani di alpini di Torino. E vi voglio spiegare una cosa. Il capitano degli alpini di Torino era un grandissimo mago, ma come lui ce n'erano 18, ce n'è uno ogni regione italiana più o meno in quei tempi, no? Però la differenza di lui e gli altri esoteristi era che lui, essendo stato un militare, aveva una formazione da guerriero, e gli altri, molti altri, io ne ho conosciuti altri, certo fanno quello che possono, non hai nel DNA il fatto di essere un guerriero, capite? Don Abbondio diceva, il coraggio se non ce l'hai non te lo può dare nessuno. Quindi il capitano degli alpini di Torino, oltre a essere uno con 3-4 lauree, essere un uomo nato in una famiglia ricchissima, fondamentalmente era un guerriero. E quindi ci possono essere, in teoria tutti i maghi sono guerrieri, ma lui lo era proprio al 100%. E quindi è chiaro che gente così ne nasce uno ogni 6.000 anni. Lui era nato, aveva dovuto fare il suo karma da guerriero, in più era un mago, in più era una persona ricchissima, aveva delle, come si suol dire, delle caratteristiche rarissime. E quindi è chiaro che tutti gli altri in confronto a lui sembravano dei pigmei. Sebbene avrebbero potuto avere la stessa forza a livello magico, ma non osavano perché avevano paura dei russi. E invece lui non aveva paura proprio perché era un capitano degli alpini, che come voi sapete è uno dei corpi d'élite dell'esercito italiano. Anche gli altri chiaramente. E vi ripeto che noi abbiamo i servizi segreti migliori del mondo, anche se alcuni non ci vogliono credere, e abbiamo uno degli eserciti più performanti del mondo. Allora voi penserete, chissà gli altri, infatti, cioè, capite, gli altri magari sono animali, ma i nostri soldati sono veramente il fiore all'occhiello della militare a livello mondiale. E il capitano degli alpini era nato militare eppure era nato mago, era un po' come Salomone, diciamo così. Ciao Lara, grazie di essere venuto. Quindi capite, di personaggi così ce ne sono pochi, ce ne sono tanti adesso a livello magico che chiaramente stanno dando una mano all'Italia, però nessuno aveva quel piglio e ha osato come il capitano degli alpini di Torino.
e per quanto ne so ci sono tantissimi maghi esoteristi che stanno lavorando alacremente per difendere l'Italia, però non avranno mai quel DNA del capitano degli Alpini di Torino. Comunque, parlando con lui un giorno gli dissi: ma quando ti rincarnerai rifaremo le stesse cose? Perché io chiaramente ero piccolino, e lui mi ha detto: sai, quando io mi rincarnerò, l'Italia per cui ho lottato in questa vita non sarà più la stessa, non varrà più la pena lottare, no? Questo era il messaggio che mi aveva dato. Quindi, ciao Tiziana, grazie di esserti. Quindi, cari miei, il problema, come dicevo ieri, che questa Italia, con questi signorini che a 10-12 anni stanno stravaccati con la Xbox, cioè sono una struttura di ragazzi che fanno andare via la voglia anche a dei maghi guerrieri di combattere per questa società qua. E anche per questo che molto probabilmente ce la dobbiamo mettere tutta noi, unirci, studiare esoterismo per passare questo periodo dal 2020 al 2029. Bene, cari amici, finita questa filippica, vi saluto, vi ricordo che domani vi farò delle mini dirette online, chiaramente sempre su Face, dei vari passi in cui mi fermerò per poi arrivare a Venezia e fare da Piazza San Marco una diretta sui nati del giorno di oggi e domani con il Degar. Grazie cari amici e alla prossima.